Come... No, perché io non credo. Non credo. Mi state scrivendo. Io, non credo. Non ci posso proprio credere. E non c'è da spaccare niente, non c'è da urlare, perché sono una persona matura. Sono troppo vecchio per fare i video quelli là. Però parliamo. Benvenuto Gianmarco Gramegna, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Qualcuno è arrivato sul video di Comuzzo e abbiamo saputo cose nuove. Sono arrivati 1560 like, ne possono arrivare, mi mantengo più... Per Amutsu mi vanno benissimo 700 like, il suo numero preferito credo sia il 7. E quindi 700 like per Amutsu. Poi se superiamo, se andiamo oltre le expectation, arriviamo a 7000 direttamente. Da 700 a 7000. Allora, amici bellini, parliamoci chiaro. Se io un giocatore non l'ho mai visto, non è che posso indignarmi come fanno tutti i tifosi sui social. Che cazzo è? Non l'ho mai visto. Mi sono collegato subito cercando qualche skills, qualche cosa, e si vede il solito frughellino, il frullino che piccolino che ti può fare il dribbling, il tiraggiro, eccetera. Capiamoci bene, no, perché dobbiamo capirci bene. Questo è quello che abbiamo venduto, ok? È passato già a 85, me lo faceva notare Guido, cioè lo vendi a 75, già è passato a 85. Non sempre succede che quando vendi aumenta istantaneamente perché sta in un'altra società. Comunque, questo è quello che abbiamo e questo dovremmo sostituire. Ok, partiamo da questo presupposto, che tu hai venduto Kvara a gennaio. E io ho fatto una riflessione che condivido con voi, che è molto semplice. Congiuro, abbiamo dato mazzate pesanti a Milan e Juve. Questo si ricollega anche al discorso della Champions League. Hai un solo vero avversario impegnato su 3000 fronti, cioè l'Inter che va avanti alla grande e quindi non vuole mollare niente. Un altro pericoloso che sul mercato si muove in fretta, perché stiamo ascoltando che l'Atalanta probabilmente si fionda su Maldini. Poi Maldini può funzionare o meno, però ti dà la sensazione che subito... idea, pronto, sei infortunato qui, idea, Scamacca, Reteghi, subito così. Può piacere o no, può funzionare o no, perché non tutti gli acquisti dell'Atalanta hanno funzionato, alcuni sì. Per esempio Zaniolo ci puoi ragionare, ha funzionato o no, ti ha portato un gol pesante, 2 gol pesanti, lasciamo bene, non voglio fare che il giardino del vicino è più verde, però è una squadra pericolosa che... sembra muoversi quando succede qualcosa. Scamacca starà per tornare a un certo punto, loro comunque sembrano muovere. Non avere rimpianti Napoli, a Conte non servono alibi, vi ricordate il discorso che facevano, non dare alibi a Conte che poi si lamenta, perché il miracolo già lo ha fatto. Questo ci tengo che passi come discorso, perché a Conte gli si chiedeva una ricostruzione, noi stiamo già là a competere per lo scudetto, è un surplus, è un di più. È una cosa che veramente non si spiega e probabilmente non se lo aspettava nemmeno lui, perché ha dovuto sempre buttare acqua sul fuoco all'inizio, calma, e poi calma, abbiamo fatto le vittorie, ci siamo ringalluzziti e stiamo là a giocarci lo scudetto quest'anno. Parliamo di un ragazzo che è giovane, ma ancora relativamente 23 anni, ivoriano, non fa la Coppa d'Africa, ha giocato solo 3 partite in questa stagione. Chiaramente in Premier League, quindi è un calciatore che va chiaramente recuperato, al di là della malaria, prima lo dicevo ma non era un giudizio, però è stato infortunato praticamente. Ok, quindi io a Conte, se quest'anno non arriva allo scudetto, io non gli dico niente, ma non gli avrei detto niente nemmeno se avessimo conservato Kvara, se Kvara non avesse avuto voglia di andarsene, non gli avrei detto niente, perché a Conte... c'era da migliorare il 10° posto, c'era da rifondare una squadra, c'era da mettere le basi e io ho chiesto a Conte crescere, è l'unica cosa che conta. Siamo cresciuti in fretta, lo sviluppo. Quindi, 4° posto si esulta come i pazzi, 3° posto quasi i caroselli, 2° posto stai male ma che bellezza e 1° posto è leggenda assoluta, leggendario dopo il 10° posto. Partiamo da questo presupposto qua, quindi a Conte non gli dico niente e credo che Conte... Non si stia nemmeno dimenando, perché quello che ha già fatto è già oltre. Quindi se lui riesce con questa situazione
ad andare oltre quello che è un quarto posto streaming sito, molto bene, ed è anche merito nostro, perché dare le mazzate a società in difficoltà come Milan, come Juventus, non è poco. Gli dai la mazzata finale là, che tu dici la tripla, gli scontri diretti, dai la mazzata e vedete come poi le subiscono, perché un Fonseca che dentro e fuori, la cura con Seisao non risolve niente, Motta che viene invece difeso dalla Juve, adesso l'ambiente Motta lo considera peggio di Allegri. Abbiamo dato una grossa mano a destabilizzare questa situazione. L'Inter è difficile da destabilizzare, abbiamo fatto il pareggio con l'Atalanta, una l'hai persa, una però l'hai vinta. Il Milan l'hai battuto, la Juve pareggio e battuta, quindi adesso vai, spingi perché è un'occasione unica. E dico fate qualcosa. Ora, ho cercato Amuzu, ok? E la prima cosa che è uscito su YouTube è questa. Però non voglio fare il tipo, Kim, le sigarette, 3 pacchetti, perché non lo so. Può essere un fenomeno tenuto in naftalina che in realtà è fortissimo, nessuno se ne è accorto, però è fortissimissimo e... Però tiene già... Non è un 18... scusatemi, perché io poi me ne studio. Melos è un ragazzo che veramente ha una passione per il calcio internazionale e si vede tutti i campionati del mondo. Poi può sbagliare delle cose, però io di tutti questi nomi io non ne conosco nemmeno uno. Quindi se lui si sente di fare questi nomi, vuol dire che ha visto delle partite sia di Amuzu sia di questi qua. E fai la lista dei nomi più forti di Amuzu, eccetera, eccetera. Quindi scompriamo il campo, che io non vi posso mai dare un giudizio tecnico su Amuzu. Io faccio un altro ragionamento. Tu stai togliendo Kvara? Benissimo. No, il sostituto di Kvara è Neres. Vi ricordate quando abbiamo fatto il riepilogo delle partite del Napoli mezza e mezza? Chi vi ho detto che è stato il più impattante del Napoli? È stato Neres, che insieme a Lukaku quando entra col Parma. Neres è stato il più impattante, è stato quello che ci ha svoltato la stagione, e avere Neres in panchina è stato un lusso assoluto che ci siamo trovati alla grande. Quindi tu non devi sostituire Kvara, perché Kvara l'hai sostituito con Neres, benissimo, ma devi sostituire Neres, perché Neres è stato uno impattante. Kvara 85 milioni, va benissimo. Neres, valore 28 milioni, l'hai pagato 30, l'hai pagato 35, poco ha importanza, ma essendo uno che ha 27 anni, quindi non è che aumenta a dismisura il suo valore, ma resta più o meno lì. Lo conosciamo benissimo, non c'è da fare discorsi su Neres. Ieri erano uscite notizie su Noah Lang, 20 milioni, 25 anni, 1,70. Ho visto anche lì un po' di highlights. Un ragazzo che non è male, e che se cominciamo 20 milioni, vabbè. Poi non è che questo è il prezzo che tu paghi. Dopodiché oggi si passa a Amuzu, che ha 25 anni come Lang, che è un po' anche più basso di Lang, valore e 4 milioni. Poi sto leggendo tutta la gente che si sta informando, ha fatto 2 o 3 gol in tutte le... Signori, questo deve essere il nome, sapete quella cosa, il Napoli cerca, c'è da Garnacio, da Iemi, Lang, Amuzu, il Napoli cerca e poi caccia il nome che non ti aspetti, che nessuno conosce, e affonda. Però ci possono essere anche i nomi, e io spero che di questo si tratti, cioè un nome che tu dici Mamro Carmen, no, e questo mi sembra troppo poco, e poi invece vai al nome Lang, per esempio, no, il nome più sopra di lui, e dice almeno non hai preso Amuzu. Ma non voglio, ripeto per l'ennesima, voglio essere preciso, io questo qua non lo conosco, può essere che, però di solito quelli là che hanno avuto un pochino 25 anni, hai già dimostrato, sta da 7 anni credo all'Anderlecht, fatemi vedere, sì, perché vedi, sta da parecchio tempo, perché cercando i video di Amuzu 7 anni fa, eccolo qua, è arrivato fortissimo, e non è che è esploso più di tanto. Full stats, in totale io vedo 29 gol in 260 partite, 30 assist, quindi in generale siamo a 60 contributi al gol, quindi ogni 4.3 partite. Io non credo che quando Conte dice serve gente pronta, altrimenti che li pigliamo a fare, si riferisce a profili come Amuzu. Non credo proprio. Quindi io penso che questo sia un depistaggio, sia una cosa come a dire noi siamo su altra gente,
o nella speranza di convincere ancora Garnacho, perché noi rimaniamo attaccati a quello che è un nome che infiamma la fantasia, e così. Però è andata a scendere pericolosamente l'importanza dei nomi che il Napoli sta trattando o che starebbe trattando. Partiamo sempre da questo presupposto, starebbe. Io poi ringrazio a tutti quelli che poi mi hanno scritto quando si parlava di Galeno, sì, brasiliano, però sempre ce l'ha una cittadinanza portoghese per il discorso degli extracomunitari. Qua idem con patate, perché o comparate, idem comparate, perché la cittadinanza è belga e quindi ci piace i belga, ci piace il belga perché pensiamo sempre a Merte. Quindi ricapitoliamo, perché io non so niente e non voglio sapere niente, e siamo noi ossessionabili perché vogliamo avere in mano quello che è il sostituto. Io ve lo dico proprio col cuore in mano, io la cessione di Kvara non l'ho metabolizzata ancora, l'ho messa in stand by perché stiamo vincendo, quindi io sto contentissimo a prescindere, perché prima di Kvara viene il Napoli, e allora io con il Napoli che vince, con Napoli prima in classifica, con Napoli che va oltre le aspettative, io sono contento. Però a parte che lo vorrei anche per i bimbi, perché ricordiamo dei piccoli tifosi, e dare loro degli idoli, no? I nuovi idoli è importante, e quindi perdono un punto di riferimento quelli più giovani. Vabbè, noi più scafati ce ne facciamo una ragione, però tu non puoi indebolire volontariamente la squadra, perché così è indebolirla volontariamente. Abbiate pazienza. Io lo sapete che prima di dare un giudizio tranciante li devo vedere, li devo assorbire i nuovi acquisti. Però si può dire che Kvara Muzzo è un indebolimento o no? Perché qualcuno mi dice Insigne e Kvara, tu che ne sapevi? No, io lo sapevo. Lo dissi, guardai tutti gli highlights, guardai le partite in nazionale e dissi: signori, Kvara è un fenomeno. Kvara è un fenomeno. Ve lo dissi subito. Quindi ci sono delle cose dove gli highlights non bastano, ma ci sono delle cose dove si vede chiaramente quando uno è un fenomeno e va oltre quelli che va. Questo qua non è un fenomeno, non può essere un fenomeno. Poi Kim, i 3 pacchetti 1000 lire, va bene, ma anche Kim aveva già una valutazione più alta e negli ambienti del calcio lo conoscevano. Sto qua. Rischio proprio nel darvi una definizione definitiva, perché non ce l'ho, non lo conosco, e se non lo conosco non è colpa mia, capite? E poi non è il mio lavoro, quindi io lo devo semplicemente vedere dopo. Però io credo che questo sia il nome, che poi non viene lui, arriva Ndoye per esempio, che però non lo... Allora tu dici almeno è Ndoye, almeno sai il campionato italiano, almeno c'è un po' più alto, almeno Conte, così tanto in panchina deve rimanere, perché questo è il discorso. Comuzzo, abbiamo saputo varie cose, insomma, della formula strana che vogliamo fare, prestito biennale, poi aggiungiamo dei bonus, insomma 35 mi sembrava, cioè arrivare al prezzo di Buongiorno sembrava troppo evidentemente, ma se si trova un'operazione diversa, più vantaggiosa, ha molto senso. Ed è un acquisto che io sposo alla grande. Abbiamo dovuto cambiare strategia, ci pigliamo l'under da una parte, ci pigliamo l'over in attacco, va bene, se hai trovato l'occasione con Muzzo va benissimo, viene, cresce dietro a Rachmani, poi piano piano prende confidenza, per me va benissimo, meglio di Rafa Marin, mi sento di andare a migliorare. Noi per sostituire Kvara non è da escludere un'operazione last minute in prestito, altri passi concreti per Comuzzo, prestito con obbligo, poi esce sta storia, se non dovesse sbloccarsi Garnacho, il Napoli potrebbe chiedere Sule, ma un'altra voto con Sule, Mancino pure lui, però dovrebbe alla Roma. Poi dovrebbe uscire Ngonja. E che significa? E che vuol dire? Almeno Ngonja è tutto mentalizzato, mette i mi piace a tutte le cose di Conte. Che vuol dire prendersi sulle cose in prestito? No, non lo capisco. Mi piace su lei, ma non lo capisco. E poi arriva la bomba di Fabrizio Romano e Matteo Moretto su Amuzu. Buongiorno, bisogna ancora ragionare. Purtroppo, ve l'avevo detto, non si schiocchiano le dita che Buongiorno torna titolare in campo. Bisogna avere prudenza, e continuano i discorsi per Comuzzo. Anche la Juve, figurati se non dovevano un pochino entrare a gamba tesa per... Vabbè. Ho cercato di studiare, di fare, insomma, veramente anche su SofaScore il prezzo più o meno è quello. E 6.87 non è esaltante come media generale.
Vedi, io qua non lo metto a comparazione con Kvara, lo metto già a comparazione con Neres. Lui è quello là in verde e Neres è quello là in violetto. Lo mettiamo a comparazione con Ndoye. Siamo lì. Ndoye è leggermente superiore in creatività e in fase difensiva. Siamo lì con Ndoye. Lo mettiamo in comparazione con Leng. Già Leng è molto superiore sia a Ndoye che a Muzu. La comparazione con Kvara è assolutamente illegittima, è illegale, non si deve proprio fare. E capì? Cioè, a quel punto qualcuno me lo sta scrivendo, me lo domandano timidamente sui social così, ma Insigne purtroppo, ragazzi, 33 anni, gli ultimi campionati col Toronto nemmeno poi benissimo. Insomma, io conservo un ricordo caro di Insigne, l'ho difeso negli anni contro chi lo attaccava anche gratuitamente, ma ci vuole, è sempre il mio ruolo. Non voglio vederlo tornare e poi sporcare quello che è il suo ricordo. Sta bene così, rimanga nel ghiaccio con quello che ha fatto col Napoli. Però rispetto ad Amuzu, mi prendo Insigne e me lo metto in panchina e non lo so, fa il vice capitano, non lo so, veramente sto impazzendo. E la voglia di siamo al 30 gennaio, mancano 3 giorni, ci sarà la partita per lo mezzo. Dai Napoli, dai. E vi dirò di più, questo video è rischioso per chi fa il social e che i video poi restano perché poi ti vengono a prendere quando magari Amuzu arriva, fa il gol della vittoria e tu dici il tifosotto che non sei altro, hai visto che era fortissimo e non imparate a parlare prima. Lo faccio di proposito, così se questo arriva ed è decisivo, così io godo, da tifoso del Napoli godo 2 volte, ma nel frattempo mi sono dovuto esporre perché non sto capendo quali sono le idee del Napoli, sono troppo diversi Garnacho e Amuzu, di conseguenza non capisco. Se non capisco mi pongo la domanda e se mi pongo la domanda la condivido con voi. Poi che bellezza, ha torto Valerio Fluido, ha ragione Manna, De Laurentiis e Conte, Amuzu era quello che serviva al Napoli. Bellissimo, andiamo tutti a festeggiare in piazza e io mi cospargo il capo di cena. Ma se non è lui, poi voi lasciate il like. Shine